Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Matto Scacco. Allora, oggi ci divertiamo o ci arrabbiamo, dipende se riusciamo a farlo o no. Cerchiamo di risolvere quello che molti chiamano il puzzle, il problema di scacchi più difficile di sempre per quanto riguarda i matti in uno. Tu saprai che ci sono dei problemi scacchistici che ti chiedono di trovare la soluzione in due mosse, per esempio il bianco fa due mosse e vince, il bianco fa quattro mosse e vince, il nero ne fa cinque e vince. In questo caso è un matto in uno, cioè il bianco fa una mossa e vince. Per cercarla bisogna un attimino analizzare un po' tutta la situazione. È chiaro che il bianco è in una situazione d'attacco, ha le torri che puntano su F7, non solo, c'è anche il cavallo, quindi a questo punto chiaramente crollerà, tra l'altro tocca al bianco. C'è la donna che può aiutare l'attacco, ci sono degli alfieri che puntano in direzione della rocca avversario, insomma, chiaramente qui il nero perderà. È sicuro che perderà, ma in quante mosse perderà? Tenendo conto che tutti i suoi pezzi, poverino, non stanno facendo un Kaiser, sono tutti sull'ala di donna, mentre il re è lasciato solo agli attacchi del bianco. Proviamo a fare insieme qualche ipotesi, per esempio, attacco di donna, così questa casa non può fuggire, peccato che il re però può fuggire qui. Poi comunque si prenderà il matto, però intanto è riuscito ad evitare il matto in uno. Un'altra possibilità è quello di andare a attaccare su F7, per esempio torre, andiamo con questa torre che è più cattiva. Torre qui, scacco, il re qui non può andare, è costretto ad andare solo su questa casa e a seguito di questa casa si prende il matto, ma comunque non è una mossa. Come si fa a dare matto in una mossa? Si fa scacco di cavallo? Neanche questo, ora chiaramente questo pedone è inchiodato, il re ha questa possibilità. Poi chiaro c'è il matto di qua, il re o si mette davanti anzi no, non può neanche andare qui, si deve per forza mettere davanti l'alfiere e si cattura. Ancora una volta non abbiamo trovato il matto in uno. Dove si trova questo benedetto matto in uno? Non so se l'hai già trovato, in realtà non ti ho detto una cosa importante, però la potevi capire. Vedi qui in giallo c'è evidenziata l'ultima mossa che ha fatto il nero. Andiamo indietro per capire cosa è successo. Toccava al bianco che ha giocato alfiere B2 facendo scacco e qui il nero ha giocato E5. Essendo questa l'ultima mossa del nero, ora il bianco ha a disposizione una mossa speciale che abbiamo già spiegato su questo canale. Se non lo conosci, vai a vedere il video sulla presa al varco, proprio perché adesso il bianco può con questo pedone catturare il pedone E5 senza catturarlo fisicamente. Tac, sparito. Ed è scacco matto. Perché? Perché non si può riprendere con questo pedone? Perché questo pedone è inchiodato. Tutta la diagonale nera è occupata dall'alfiere e questa casa è occupata dal cavallo. Bellissimo questo scacco matto. Chiaro, è difficile vederlo se non si sa che l'ultima mossa del nero è questa. È chiaro, in partita chiunque la vedrebbe questa mossa, però almeno ti ho fatto un pochettino lavorare e scervellare nel cercare di trovare la mossa migliore. È comunque una situazione bella incasinata, bella complicata. Bene, spero che questo piccolo video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi, come al solito, ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!